Beh, è un luogo che è sempre un'attrazione sempre maggiore per il turismo, partendo dalla gente del posto, la gente che viene dalla provincia di Treviso, ma anche abbiamo avuto nella scorsa edizione, lo scorso anno, tantissimi visitatori dall'estero e anche visitatori internazionali, americani e cinesi, che cominciano a conoscere questo posto e si fermano appositamente per visitarle. Qui si può dire che quasi fa innamorare, no? Per questo motivo, previa richiesta all'amministrazione comunale, è possibile anche celebrare i matrimoni civili in presenza del sindaco o di un'istituzione, e le coppie sono ben felici di sposarsi in questo posto e è un bellissimo ricordo in un giorno importante.